Mi chiamo Francesca, ho 25 anni e sono una stagista. Io sono Raffaele, sono nato a Salerno, ho 28 anni e gli ultimi 3 li ho passati a Milano. Giovanni, 27 anni e faccio l'allenatore di basket. Appena laureata in comunicazione e giornalismo ho deciso di lasciare la Sardegna per cercare lavoro a Milano. In Sardegna il lavoro semplicemente non c'è. Mi hanno proposto uno stage e ho detto bene, devo fare pratica. Dopo tanti anni di teoria all'università, insomma, mi sembrava un modo per entrare nel mondo del lavoro. Finito il primo stage, mi sono messa di nuovo alla ricerca e ho trovato un altro stage e ho detto bene, devo fare ancora un po' di esperienza. Finito il secondo stage, ho trovato il terzo e ho detto basta, perché non si trattava più di fare esperienza, di entrare nel mondo del lavoro, si trattava di tappare i buchi delle aziende, fare il lavoro ma gratis, o quasi. Sono in attesa di una nuova occupazione. Ok, lo ammetto, il mio contratto è scaduto. Ma non mi preoccupo, è il quarto contratto che scade nella stessa azienda. Forse dovrei, il mio record prima d'ora era stato di 45 giorni di stop. Fine contratto 10 maggio, ad oggi 12 ottobre, siamo a 155 giorni. Ma io non mi preoccupo, ho la parola del mio capo, la mia scrivania è sempre lì. Mi ha promesso che tornerò, è solo colpa della dannata burocrazia che limita la flessibilità. In fondo, ho sempre lavorato sodo. E la mia azienda è una grande azienda, leader nel suo settore. Nessun investimento sulla formazione, scarsissima condivisione della conoscenza, ma questi sono vezzi anglosassoni. Zero responsabilità, ma cosa vi aspettavate? La gerarchia. E poi sono stato lì appena 2 anni. Mi occupo di basket perché qui ho trovato la possibilità di esprimermi a livello professionale, però mi sono anche laureato a Milano in scienze politiche, in regola e con buoni voti. Però mi sono accorto presto che seguire quel percorso che ho segnato, seguire il flusso, non mi avrebbe portato da nessuna parte. Ho deciso di dedicarmi al basket prima di tutto perché è la mia passione e perché ho sentito l'università in Italia come un parcheggio, perché agli esami passa chi ha il merito e chi non ce l'ha. In palestra io sento di avere un dono, sento di poter dare qualcosa ai ragazzi che alleno, li vedo crescere come giocatori e come persone. Io mi chiedo, perché il merito conta così poco? Le aziende non vogliono crescere? Perché anche se sei bravo preferiscono sostituirti con un altro e un altro ancora? Per risparmiare sui salari? Per poco spirito imprenditoriale? Forse, se gli stage fossero retribuiti, dico per legge retribuiti, le aziende smetterebbero di sostituire uno stagista con un altro e inizierebbero a investire di più su questa persona. Una volta formata, se vale, la terrebbero stretta. Io, ripeto, non sono preoccupato. Credo nel merito e lo merito. Il tempo che passa è un salvadanaio. Scuola, università, tirocini ed esperienze all'estero. Metti da parte giorno per giorno e quando diventi grande spacchi il salvadanaio. E quello che ci trovi dentro è quello che meriti. Un lavoro appagante dove applichi 2 decenni di teoria ed esperienze sul campo. Impara l'arte e mettila da parte. Si dice così, giusto? L'ho fatto e credo di averlo fatto bene. Il mio curriculum è da inserto del Sole 24 Ore. Prima lezione privata di inglese a 7 anni. Progetto Erasmus ce l'ho. Laurea in comunicazione e uso del computer dall'Atari 2600 ad Excel. Ce l'ho. Volontariato, lingua addizionale e stage in Inghilterra? Ce l'ho. Master post-universitario di specializzazione? Ce l'ho. Alla Bocconi. Anche per compensare la laurea presa a Salerno, la pecca del mio CV. Perché Salerno è più facile che a Milano, dicono. Io questa differenza non l'ho vista, ma per le aziende che ci sono a Milano invece c'è. Ma ero convinto che contassero i professori, la qualità dei programmi, i corsi e tutto il resto, non la locazione geografica dell'Ateneo. Ammetto che il master mi ha insegnato poco, molto fumo e poco arrosto. Più che altro un canale per entrare nel mondo del lavoro, una mazzetta istituzionalizzata, ma non ho visto strade alternative. Inizio a pensare che non ce ne siano. Ma io non mi preoccupo, la settimana prossima chiamo il mio capo, lui mi tranquillizzerà. A Milano pago 400 euro d'affitto al mese, più le spese, i trasporti, il cibo, le bollette. A oggi mi sento privilegiata, perché ho una famiglia che può aiutarmi a pagare l'affitto. Posso continuare a tentare. Io ho questa possibilità. Ho la fortuna di poter lavorare gratis, sperando di essere assunta, sperando quantomeno di diventare precaria, ma non più stagista. Mi chiedo, il sindacato in tutto ciò da che parte sta? A me, nei tavoli nazionali, chi mi rappresenta? Per poter fare l'allenatore da professionista devo fare un percorso di 7 anni. 7 anni e 6 esami, clinic, momenti di formazione e quanto altro. Non che non mi piacciono, però sono obbligatori e pago per farli, e tanto. E tra un livello e l'altro deve passare almeno un anno. Per diventare allenatore professionista devo pagare circa 6.000 euro, anche per pagarmi il vitto e l'alloggio durante i corsi e gli esami.
sempre nella stessa località. Chissà se ci guadagna la qualità dei futuri allenatori con la federazione. Prima prendevo in giro i miei amici che fanno la pratica per diventare avvocati, ma ormai mi prendono in giro loro. Certo, devono fare una pratica quasi sempre non pagata per 2 anni, ma almeno, dopo 2 anni, possono fare un esame, e con il merito e un po' di fortuna la sfangano così. Io vorrei solo che ci si decida: o trasformiamo gli esami di abilitazione in una cosa seria e selettiva, oppure non ha senso nemmeno farli, perché servono solo come sovvenzione per chi già fa quel lavoro. Questo vale anche per l'università. Io penso che gli stage siano un'ottima occasione per fare esperienza, ma non devono mai diventare un modo per tappare i buchi delle aziende con manodopera gratuita. Io penso che l'esperienza e il sapere non devono essere dei beni che solo alcuni privilegiati possono comprare. Il futuro segretario del PD deve riflettere criticamente sulle problematiche legate all'inserimento nel mondo del lavoro, per dare la possibilità a noi giovani di autodeterminare il nostro futuro. Io penso ad università più selettive, da sud a nord, dove chi ci si laurea ha un valore aggiunto reale. Io penso che se si devono pagare 10.000 euro di master per intrapolarsi temporaneamente in un'azienda, il sistema universitario ne esca svilito. Io penso che l'accesso al mondo del lavoro debba essere facilitato tramite un contratto unico di ingresso. Io penso che il Partito Democratico debba imparare a fare scelte concrete sul lavoro per tutelare chi ci prova. Io penso che il merito si possa valutare. Penso che tutti pensino di avere il merito, ma ciò non vuol dire che si possa mettere uno in un posto e non valutarlo mai. Non è un segreto se dico che le barriere all'ingresso del mondo del lavoro in qualsiasi settore danneggiano le nuove risorse, e quindi il futuro. Io penso che la futura classe dirigente di questo paese non si debba limitare a parlare di merito, ma sappia che per applicarlo in Italia ci vuole visione di gioco, uno schema, tanto coraggio per un bel tiro da 3.